Senza mai comparire come titolare o amministratore delle aziende, era riuscito per anni a gestire e organizzare il sistema fraudolento per evadere il fisco e nonostante il suo nome non figurasse mai, la Guardia di Finanza di Padova, dopo una lunga indagine, è riuscita a risalire a lui e dopo la sentenza della Corte d'Appello di Venezia i finanzieri hanno eseguito una confisca di 7 immobili per un importo di circa 1 milione di euro nei confronti di un imprenditore veronese, condannato in via definitiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione per evasione fiscale. L'uomo era a capo di una società con sede a Carmignano di Brenta che commerciava articoli di abbigliamento. Conti correnti, società e immobili però erano intestati a dei prestanomi, ma era l'imprenditore a tirare le fila. L'indagine, partita nel 2014 dopo un accertamento fiscale, aveva rilevato come la società acquistasse la merce senza pagare l'IVA e poi la rivendesse applicando l'imposta per un danno erariale di oltre 3 milioni di euro. Nel 2015 le Fiamme Gialle cittadellesi avevano già proceduto all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni fino a 2,5 milioni di euro, sequestrando 2 autovetture e 7 immobili di lusso in provincia di Verona, tra questi anche una villa in costruzione con campi da tennis nel comune di Bardolino e un immobile di pregio nel comune di Sona, intestati formalmente al coniuge e alla madre dell'imprenditore.